Andiamo allora con i prossimi due ospiti. Alla mia destra il professor Guglielmo Cevolin, presidente di storia all'Imes Club, Pordenone Udine Venezia. Professore, ben ritrovato. Bene, buongiorno, Grazie buonasera. per essere in nostra compagnia. Non poteva mancare all'appuntamento anche il dottor Pietro Troppeano, assessore del comune di Pordenone. Lo vedo bello bardato, lo vedo un po' anche togliere dalla mascherina. Tanto abbiamo tutte le distanze qua assicurate. Direttore, un saluto naturalmente a tutti i nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Allora, io parto da Guglielmo Cevolin perché ci sono diversi temi da trattare, per esempio le anticipazioni e il lancio della globalizzazione malata, il festival vicino lontano, i dialoghi al tempo del virus e poi anche dirette, streaming, ovviamente in collaborazione con Istoria, Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone. Prego, professore. Bene, allora Istoria è ripartita la scorsa settimana in collaborazione con il Centro Veritas, abbiamo fatto una diretta, Centro Veritas di Trieste, l'Imes Club Trieste, noi come l'Imes Club Pordenone Udine Venezia abbiamo fatto una diretta in Zoom e la prossima settimana invece faremo una diretta con Vicino Lontano, quindi nell'ambito del festival Vicino Lontano, la globalizzazione malata, e recuperiamo un po' il terreno del nostro corso di geopolitica perché avremo Lucio Caracciolo martedì 19 alle ore 21 insieme a Guido Krainz, uno storico dell'Università di Teramo, un sinologo, Maurizio Scarpari, e poi avremo anche un'esperta di Africa e di Medio Oriente che è Francesca Mannocchi. Ecco, globalizzazione malata che cosa significa? Significa una tavola rotonda che faremo online, un incontro anzi nell'ambito di Vicino Lontano, coordinato dal sottoscritto e che ci fa recuperare un po' di appuntamenti del corso di geopolitica con 3-4 ospiti di grande livello, fa ripartire ovviamente il festival Vicino Lontano che avrà una coda anche in presenza a ottobre. Speriamo sempre, avremo anche delle indicazioni adesso dall'assessore Tropeano per la ripartenza della cultura. Noi come Istoria siamo già ripartiti intanto online, poi seguiremo le indicazioni dell'amministrazione comunale. Però ecco, che cosa faremo in questi appuntamenti? In questi appuntamenti vedremo l'influenza dello Stato nell'economia, vedremo come dalla ripartenza lo Stato sta cercando di supportare in qualche modo l'economia, vedremo anche come ci sono dei cambiamenti all'interno del modo di vedere i rapporti tra lo Stato e l'economia. Pensiamo per esempio al Golden Power, cioè alla necessità che ha il nostro Paese di difendersi da diciamo, possibili acquisti da parte di altri soggetti esterni che possono acquistare i campioni della nostra economia. E proprio questi sono sullo sfondo i temi di questo appuntamento sulla globalizzazione malata, cioè il mondo virato, il numero di Limes che è stato in edicola fino a ieri, e poi invece il numero, il vincolo interno, che ci pone proprio questo problema, cioè ci pone il problema del fatto che siamo molto appetibili, siamo in pericolo, siamo molto appetibili, molti cercano di influenzarci, un pochino gli Stati Uniti, ma meno, la Russia e la Cina in prima linea, però l'Unione Europea abbiamo visto che si è un po', come dire, sfilata, quantomeno per l'emergenza sanitaria ce la siamo dovuti cavare da soli senza indicazioni dell'Europa e quindi molto probabilmente ce la dovremo fare da soli. Per questo si parla di vincolo interno, cioè dobbiamo tenere presente in secondo piano le influenze esterne, pensare a noi stessi e ai nostri due problemi. Un primo problema è quello della demografia, l'altro è quello della ripartenza economica, ripensando i modelli di business, per esempio la nostra dipendenza dall'estero, e su questo versante cercando di avere una capacità di ragionare cambiando, ecco, dalle dipendenze che abbiamo per esempio dall'economia cinese, e dall'altro lato anche dobbiamo cambiare i modelli di business. Prima abbiamo sentito parlare del turismo e degli aerei. Ecco, per quanto riguarda gli aerei ci sono sì delle ragioni che abbiamo sentito, ma
ma ci sono anche delle altre ragioni, quali la diminuzione del prezzo del petrolio e il ruolo che gli stati possono avere e anche le regioni, perché ormai gli aerei sono finanziati spesso dalle economie regionali e quindi anche le regioni possono fare incoming di turismo sostenendo un po', e quindi ecco questo per mantenere un'economia low cost degli aerei, perché se no si passa a un'economia un po' più elevata e quindi si diminuiscono i numeri. Ci sono appuntamenti da ricordare? L'appuntamento è quello di martedì alle ore 21 in streaming sul sito www.vicinolontano.it dalle ore 21 in poi, oppure su Facebook oppure su YouTube si può vedere questo appuntamento, che è un modo di fare cultura cercando di mantenere i nostri impegni con il 24esimo corso di geopolitica, recuperando qualche appuntamento in questa forma online. Professore, grazie. Allora, ci vedremo Grazie nei a prossimi appuntamenti. Guglielmo Cevolin, presidente di Storia Limes Club, Pordenone, Udine, Venezia. Andiamo allora